Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo in una pillola di quelle persone che purtroppo nella loro vita magari sono saltati in soccorso nel carro del vincitore, ma il carro del vincitore era quello sbagliato, no? Magari per ignoranza, magari per egoismo, magari perché non avevano conoscenza della materia, sono in un certo senso saltati in soccorso al vincitore, no, di conseguenza poi si pagano questi errori di base, eh. Ma prima di fare questo, vostro Marietto Veneziano vi vuole chiedere di iscrivervi al canale di Legaro, il canale del vostro Marietto Veneziano, di lasciare un bel super like che fa sempre comodo, e poi vi ricordo che ci sono più o meno 20 ebook nel sito capitano.intervista.org, qui sotto ci sono i link in descrizione, di cui ci sono 20 ebook, di cui 4 di chirologia. Siete invitati a scaricare gratuitamente. In più nel sito capitano.intervista.org c'è anche una sezione shop dove si possono comprare servizi in plus, cioè di legare Marietto Veneziano. Bene, parliamo un po' di queste persone che ogni tanto incontro guardando certe foto, che avevo di gente che, praticamente 60 anni fa, magari in queste foto erano gente in una festa, felici, e poi, durante il percorso della vita hanno fatto scelte, coraggiose in un certo senso, ma sbagliate. Bisogna avere rispetto di queste persone, anche se magari si son seduti al banchetto della persona sbagliata, anche se magari, in tempi antichi hanno voluto, esagerare, ma fare il piede più, lungo della gamba. Io mi ricordo di un caso di 2 persone che nella vita prima erano stati benestanti, nella vita dopo, cioè in questa che ho incontrato, sono stati praticamente schiavi di quei loro dipendenti della vita prima. E mi ricordo un lì che piangeva perché vedeva come quegli schiavi nella vita prima sarebbero stati molto più crudeli che queste vittime di oggi erano state a vita prima. Cioè nella vita prima tutti stavano male, questi stavano un po' bene, ma erano quei periodi così. Invece in questa vita tutti avrebbero potuti star bene, ma purtroppo, questi ex schiavi che adesso avevano in mano il potere avevano superato i limiti della, come si dignità umana, no, e quando io guardo queste foto e vedo queste persone che, sono cadute sotto i colpi dei loro ex schiavi, che si sono vendicati però col doppio degli interessi, alcune volte penso che, poi Dio ci mette una toppa, Dio poi manda l'angelo, quel Michelangelo, non l'arcangiolino dei gruppi social che deve tappare con un cerotto una giga, manda giù la mano destra e sinistra in contropiede a bilanciare questi cannibali che hanno seviziato, violentato, distrutto famiglie intere solamente per il gusto di farlo, perché in questa vita avevano la possibilità. Quindi, per quelli che magari nella vita prima son stati i nostri carnefici, vi dico di avere un po' di rispetto, di non togliervi i guanti bianchi, perché poi arriva sempre qualcuno che bussa alla porta quando voi non ve l'aspettate e vi porta il conto, proprio perché in questi giorni sto vedendo scene molto importanti del passato e mi sto rendendo conto che c'è sempre, alla fine quello che porta il conto. Ed è sempre magari quello che meno se l'aspetta, cioè nel senso quello che magari, non vi aspettate che vi porti il conto. Quindi a tutte quelle persone che in questo momento magari hanno la cloche del comando in mano, dico volate bassi, ma bassi bassi, no, perché un giorno si potrebbe alzare un Dante, prendervi le misure e poi portarvi il conto. Io in questi periodi ho visto questi cannibali, no, che hanno violentato, seviziato, distrutto queste famiglie, ho visto che incominciano a pagare il conto, c'è chi si mette davanti un treno sui binari, c'è chi gli viene un tumore cancro, insomma queste famiglie qui chiaramente tutto ciò che era dalla loro cordata incominciano in un certo senso a
non diciamo pagare il conto, perché il conto lo si paga là nel basso astrale, ma diciamo che incominciano a sfoltire, no, i vari danti incominciano a sfoltire, a tagliare un po' l'erbetta, come la frangetta, no. Quindi quando vedo queste foto di queste persone che nella loro ingenuità si sono reincarnate, no, magari nella vita prima erano conti, baroni, ma in quel momento lì era così la vita, ma non erano cattivi in fondo, era una gerarchia così. Ma in questa vita che c'è una livella, come dice Totò, il problema cos'è? Che gli schiavi di prima son diventati cannibali in questa vita. Il problema è che non sanno che c'è poi una livella anche per loro e il problema è il basso astrale dopo, no? Quindi a tutti quelli che adesso pensano di essere dei Superman e vedono questo video, vi assicuro il Marietto, e ve lo assicura, no, ve lo potrei scrivere in calce anche dal notaio, che quando si va dall'altra parte per certi personaggi c'è solo basso astrale. E lì non c'è, circuito che tiri fuori, e lì quando si va giù non si paga la propria Equitalia al basso astrale, che è una cosa che non auguro a nessuno, neanche al peggiore dei miei nemici. Proprio perché in questi giorni ho visto appunto delle foto di persone che fondamentalmente erano innocenti, che sono stati massacrati. Ciao Elena, grazie per avermi salutato. No, ciao Ilenia, scusa. E quindi per tutte quelle persone che ascoltano Marietto, mettetevi nei circuiti dell'amore universale, perché già chi si mette nel circuito dell'amore universale, o se ha la possibilità di comprarsi il ciondo a 150 €, già praticamente non è di quella stirpe e qualità lì, no? Ma tutti quegli altri invece che pensano di sapere una pagina più del libro, che hanno magari la cloche del comando in mano adesso, proprio perché in questi giorni ne ho sentiti poi di tutti i colori, gente che si è messa davanti al treno, no, per non dover pagare le proprie i propri errori fatti, quando poteva invece perdonare, invece voleva fare, il Superman. Poi a un certo punto qualcuno si è svegliato, il Dante di turno si è svegliato, l'ha messo davanti al treno, e penso che la persona con un treno con 10, 15 vagoni non lo riesca a fermare, infatti non è riuscito, no, e son dovuti andarlo a raccogliere con il cucchiaino. Però quando poteva questo oggetto lì, insieme alla sua cordata, ha fatto tutto quello che poteva fare, quindi, il consiglio di Marietto: volare basso, basso, basso. Anche quando avete magari milioni in banca di euro, adesso se lasciate stare, cercate sempre di avere un profilo basso, perché se non si paga qui, si paga di là, e quando si paga di là non c'è circuito radionico, non c'è non c'è nessuno che vi può venire a tirare su, fin quando alla fine non pagate il vostro conto. Perché chiaramente vedo già queste persone che sono ancora in piedi, no, dove andranno a finire, e infatti da piccolino Marietto gli ha detto: "Prega Dio di non morire mai, perché dove ho visto che arriverai sarà una cosa impossibile da descrivere." Ho proprio pregato il Signore che non facesse mai morire, perché quelle persone lì, quando se ne andranno dall'altra parte, andranno in un posto che quando il Dante Alighieri scriveva cosa c'era giù in fondo era ancora delicato. Bene cari amici, grazie di aver seguito questa pillola, e alla prossima, ciao.